Buongiorno, sono Francesco Accomando, responsabile artistico dei progetti didattici di Teatro Club Udine. Lascio la parola per un saluto al presidente di Teatro Club, Alessandra Pergolese. Buongiorno a tutti. Oggi è la giornata della prima conferenza del progetto Ragazzi in Piazza. Desidero ringraziare da parte di Teatro Club quanti hanno sostenuto, collaborato e aderito a questa iniziativa. Il tema di oggi contiene due parole chiave: ricostruzione e rinascita. Mi sembrano di assoluto buon auspicio in questo delicato momento storico e all'inizio del nuovo anno. E mi piace ricordare agli studenti che ci ascoltano che di tale impresa saranno soprattutto loro i principali protagonisti e in loro riponiamo tutta la nostra fiducia e speranza. Arrivederci al prossimo appuntamento e buon ascolto. Grazie Alessandra. Ragazzi in Piazza, questo è il nome di un progetto basato su una nuova sinergia tra Teatro Club Udine e le scuole superiori di secondo grado di Udine Provincia. 4 conferenze a supporto dell'attività svolta dagli insegnanti con i propri studenti in ambito curricolare, spunti, stimoli di memoria sulla Grande Guerra e in particolare il primo dopoguerra, per comprendere da dove veniamo, chi siamo e decidere dove andiamo. Dopo le conferenze seguiranno attività di laboratorio, di ricerca e infine una giornata conclusiva nella quale gli studenti saranno protagonisti con le loro idee, le loro riflessioni, le loro voci, la loro creatività. Il progetto è realizzato con il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la collaborazione con il Circolo Fotografico Friulano, l'Associazione On Art, la Biblioteca Civica Ioppi e Udine Rete Libri, le biblioteche scolastiche. Per questa prima conferenza abbiamo con noi Enrico Folisi, storico dell'età contemporanea, già docente di fonti documentarie visive e audiovisive all'Università di Udine. Il titolo della conferenza è Ricostruzione e rinascita materiale e morale a Udine e in Friuli nel primissimo dopoguerra. Comunicazione di servizio: al termine dell'intervento del relatore ci sarà un momento per alcune domande da parte di insegnanti e studenti. Le domande dovranno essere scritte in chat e verranno rilanciate a voce da me al relatore. Potete già scrivere le vostre domande durante la conferenza. Grazie. La parola a Enrico Folisi. Buongiorno a tutti. Entro subito in merito alla relazione. L'argomento che affronterò vi è stato già detto. Devo però definire alcuni termini perché nel mio discorso sono importanti una serie di contributi audiovisivi. Per questo sono costretto a tenere un canovaccio, una sorta di regia di quanto non soltanto vi dirò, ma di quanto vi farò vedere. Sono dei filmati che comunque ho io realizzato all'interno della mia attività all'università, ma anche alla RAI, ma anche nelle diverse mostre che ho realizzato su questi argomenti. È chiaro che quel che potrò dire e tracciare è un discorso molto sintetico. Fate conto che il titolo della conferenza è stato il titolo di un intero corso che ho fatto anni fa all'università, di conseguenza con una serie di lezioni, con tante lezioni. Adesso siamo costretti invece a sintetizzare. Il discorso che farò inizierà proprio con la liberazione di Udine, e comunque del Friuli, anche di Trieste, vedremo le immagini, per finire proprio con non soltanto la ricostruzione, ma addirittura le immagini del Milite Ignoto. Quindi un percorso, se volete, vasto, un percorso che prende in considerazione quanto avviene dal 1918 al 1921 addirittura. Quindi entrerei subito nel primo argomento che tratta la conferenza, che è proprio il discorso della liberazione di Udine. La liberazione di Udine e del Friuli avviene dopo la battaglia di Vittorio Veneto, o meglio l'offensiva
che il 24 settembre del 1918 l'esercito italiano, il suo comandante generale Diaz, l'offensiva che verrà portata dall'esercito italiano contro le forze austro-ungariche. Molto spesso si è detto di questa offensiva che fu un'offensiva molto facile, che in realtà non è vero, perché ci troviamo di fronte a un'offensiva che parte il 24, ma la risoluzione sarà non soltanto a novembre, il 24 di ottobre parte, non sarà soltanto, la risoluzione del problema sarà soltanto i primi di novembre, e si combatterà molto e si farà sul serio. Molto spesso viene sminuita tale offensiva, specialmente negli studi che hanno portato avanti i francesi e inglesi. Tanto più che se andiamo a vedere come trattano questo, come trattano anche tanti altri argomenti che riguardano l'Italia nella Prima Guerra Mondiale, gli inglesi ad esempio, bastava andare a Londra a vedere la mostra che avevano organizzato al Museo Imperiale della Guerra per rendersi conto di come tutto quanto riguardasse il fronte italiano fosse ridimensionato. Ma non mi dilungo, con la battaglia di Vittorio Veneto abbiamo la liberazione del Friuli, ma in realtà è la liberazione dei friulani dalla guerra. La guerra è stato un elemento determinante che cambierà, che ha cambiato e cambierà completamente tutta la struttura, addirittura la società friulana verrà completamente cambiata. Io a questo punto entrerei in merito al primo contributo che può partire, la regia faccia partire il primo contributo, entriamo in merito subito. In Europa il crollo degli imperi centrali si produce prima sul fronte italiano. Il generale Diaz il 24 ottobre inizia l'offensiva. Solo il 29, dopo intensi combattimenti in tutti i settori, l'intero corpo d'armata, finalmente al di là del Piave, conquista Susegana e Vittorio Veneto. L'esercito austriaco è ormai diviso in due tronconi e si può iniziare perciò la rapida manovra d'aggiramento di ciascuno di essi. Il 31 cedono anche le truppe austriache del Grappa e la cavalleria italiana raggiunge il tagliamento. Incomincia l'inseguimento delle truppe austriache in rotta. Comando Supremo, 4 novembre 1918, ore 12. La guerra contro l'Austria-Ungheria iniziò il 24 maggio 1915 e con fede incrollabile e tenace valore condusse ininterrotta ed asprissima per 41 mesi e vinta. L'esercito austro-ungarico è annientato. I resti di quello che fu uno dei più potenti eserciti del mondo risalgono in disordine e senza speranze le valli che avevano disceso con orgogliosa sicurezza. Il capo di Stato Maggiore dell'esercito, generale Diaz. Il 3 novembre sono liberate Trento e Trieste. Lo stesso giorno gli italiani tornano a Udine e presso Padova viene firmato l'armistizio a Villa Giusti. Le ostilità cessano il giorno dopo, 4 novembre 1918. La guerra è vinta dagli italiani.
Allora, avete visto queste immagini? Interessanti possono essere quelle che ci fanno capire come siano in ogni caso filmati di propaganda. Il montaggio di questo filmato lo si deve negli anni 30, è stato fatto negli anni 30, quindi si voleva esaltare proprio la liberazione e la vittoria. Per quanto riguarda invece noi, è importante vedere come per esempio a Udine ci fossero tanti notabili che festeggiavano, notabili che erano per lo più coloro che durante l'occupazione austro-tedesca erano rimasti in città. Prima di queste immagini della liberazione, il Friuli, subito dopo Caporetto, 24 ottobre 1917, quindi un anno prima, non è stato casuale l'inizio dell'offensiva italiana di Vittorio Veneto in quella data, proprio perché è la stessa data, un anno dopo, di Caporetto. Caporetto è un momento importante perché è di fatto per il Friuli il momento tragico in cui l'esercito italiano in rotta si ritira e il Friuli viene completamente occupato dalle forze austro-tedesche. Gli austriaci e i tedeschi occupano la città di Udine, occupano tutti gli altri paesi del Friuli, completamente il Friuli. Voi sapete benissimo che dopo questa tragica ritirata il nuovo fronte sarà dal Piave al Monte Grappa, una linea di difesa quindi che fa sì che non ci sia più nessun legame dei friulani con le truppe italiane e con l'Italia. Il discorso, l'occupazione, è un momento tragico per i friulani. Dopo le prime settimane in cui ci sarà un vero e proprio saccheggio da parte degli austro-tedeschi, noi abbiamo una dura occupazione, un'occupazione che dura fino al 3 novembre, dura praticamente un intero anno. E abbiamo un momento in cui tutti i friulani, quelli che sono rimasti, soffriranno tantissimo. Però vi dicevo, parliamo dei rimasti perché una parte dei friulani, una parte consistente di friulani, in pratica dei 628.000 e più abitanti che l'ultimo censimento voleva in Friuli, ufficialmente 135.853 sono coloro che vanno via con l'esercito italiano, ma sono molti di più quelli che vanno, perché tra questi sono quelli che le fonti ufficiali hanno censito tra i profughi friulani. Molti non vengono censiti perché coloro che fanno parte delle fasce elevate della popolazione, tipo nobili e la grande borghesia, che praticamente totalmente lascerà il Friuli, non sono conteggiati in questo censimento, in questo numero. Quindi molto probabilmente si parla addirittura di un terzo della popolazione friulana che è diventata profuga. Viene organizzato un alto commissariato per i profughi, ci sono patronati per i profughi friulani vengono distribuiti in tutte le regioni d'Italia e abbiamo di fatto una lunga attesa che porterà a un lento rientro, vedremo successivamente in che termini. In questo momento la regia può far andare i filmati dei profughi. Abbiamo dei filmati che ci fanno capire, ci fanno vedere come si sia organizzata in pratica la profuganza, ma come proprio sono andati via scappando letteralmente dal Friuli, seguendo quella che era la ritirata dell'esercito italiano. Qui ci sono delle immagini che in qualche modo ci fanno capire in che termini è avvenuta la vicenda. Molti vanno via anche prendendo il treno, vedremo poi le immagini. Vi dicevo, si organizzano in dei campi per i profughi in tutte le regioni d'Italia
queste immagini che vedete adesso sono state girate dagli austriaci, sono coloro che non sono riusciti a attraversare il tagliamento, i friulani che sono costretti a tornare indietro, ma vi fanno capire come era organizzata questa fuga. Si andava via con carri trainati da buoi, da cavalli, da asini, e si tenta di attraversare insieme all'esercito italiano prima i ponti e poi le linee che in questo momento seguono man mano la ritirata italiana. Ecco qua vedete i treni che vengono caricati a Udine. Udine è la stazione centrale anche per questa, chiamiamola pure, fuga dei civili friulani che andranno via e tenteranno di andare via. Il discorso che organizza il comune di Udine a Firenze. A Firenze sarà anche aperto il giornale di Udine, qui vedete di nuovo le immagini che si ripetono, e il giornale di Udine uscirà di nuovo a Firenze, sarà il giornale proprio della profuganza friulana, e pubblicherà tutto ciò che riguarda la profuganza, la legislazione per i profughi all'interno del giornale, ma anche inizia all'interno del giornale una polemica tra coloro che sono andati via e che si sentono i veri patrioti perché hanno seguito l'esercito italiano e non sono rimasti con gli occupanti, e coloro invece che sono andati via. Ecco, a questo punto coloro che sono invece rimasti a soffrire comunque quelle che sono le vicissitudini dell'occupazione. Gli austro-tedeschi interverranno con tutta una serie di avvisi, notificazioni che saranno pesantissime. Dopo l'iniziale saccheggio ci saranno tutta una serie di requisizioni di ogni genere nei confronti di coloro che sono rimasti. Si faccia il conto che l'esercito austro-tedesco che occuperà il Friuli, prima austro-tedesco poi soltanto austro-ungarico, che rimarrà in Friuli nell'anno d'occupazione, si manterrà con quanto riuscirà a depredare ai friulani. Questo è il meccanismo che verrà utilizzato. Di conseguenza ci sarà effettivamente una serie continua di requisizioni. Qui vedete queste cartoline sono inviate da coloro che sono fuori, dai soldati ai profughi e dai profughi a coloro che sono all'interno. Io a questo punto farei, per quanto riguarda la posta, possiamo dire che le cartoline postali e le lettere saranno una costante per quanto riguarda proprio la guerra, per tutta la guerra. Noi sappiamo che vengono spedite addirittura 4 miliardi di corrispondenze durante la guerra. Si parla di 3 milioni di corrispondenze al giorno in media che vengono mandati dai soldati a casa e dalle case dai familiari ai soldati. Quindi un numero elevatissimo, e questa corrispondenza continuerà anche in qualche modo, insieme alle comunicazioni nel giornale di Udine, anche durante l'anno d'occupazione, non nel primo periodo, ma dopo i primi mesi di occupazione. Per quanto riguarda poi il discorso invece dell'occupazione, vi dicevo, sono state effettuate tutta una serie di
innumerevoli violenze, ma la cosa che ha colpito praticamente tutti i friulani, specialmente i centri, perché i centri come Udine si svuotano completamente della popolazione. Udine, ad esempio, aveva cresciuto la propria popolazione. Prima del conflitto aveva 50.000 abitanti che erano raddoppiati durante la permanenza dell'esercito italiano. E quindi durante nel momento tragico di Caporetto, durante appunto la fuga dalla città, si svuota completamente e la città, hanno calcolato, avesse soltanto 7.000-10.000 abitanti, fossero rimasti a Udine. Tutti gli altri erano praticamente andati via, avevano tentato di attraversare, avevano attraversato le linee, e quindi la città si era completamente svuotata. E in agguato, durante tutto il tentativo di fuga, c'era stata la morte, ma era una costante il discorso della morte. Durante l'occupazione ci sarà una elevatissima mortalità data dal fatto che c'era una continua mancanza di cibo, quindi indebolimento organico, malattie, come d'altronde in tutto il conflitto le malattie erano state in agguato ed erano state una costante sia per quanto riguardava l'esercito che per quanto riguardava la popolazione. Facciamo pure andare un ulteriore contributo verso la pace. L'esplosione dei festeggiamenti per i vincitori non può nascondere la consapevolezza di un'intera generazione perduta. Il fior della gioventù maschile si è perduta nei meandri delle trincee e della terra di nessuno, tra i campi di battaglia e i campi di prigionia, tra gli ospedali e i cimiteri di guerra, falcidiata dall'acciaio e dal fuoco di 1000 strumenti di morte e da subdole e devastanti malattie. Dal tifo, dalla dissenteria, dalla difterite, dalla polmonite, dalla tubercolosi, dalle infezioni di ogni tipo, dalle conseguenze dei gas asfissianti sulle vie respiratorie, sugli occhi, sulla pelle, dalle mutilazioni, dalle terribili sindromi nervose e in ultimo, proprio nel 1918, dall'epidemia di febbre spagnola, che fa crescere in modo esponenziale le vittime del conflitto, coinvolgendo in gran numero anche le donne e aggiungendo 20 milioni di morti, distribuiti in ogni parte del mondo. Gli eserciti dell'intesa hanno vinto e sono accolti ovunque come liberatori. I festeggiamenti sono spontanei e all'insegna del ritorno alla normalità, che vuol dire innanzitutto pace e benessere per i popoli. Per molti, il pensiero va già ai trattati di pace e alla ricostruzione. L'intero tessuto socio-economico degli stati belligeranti va ricostituito. Il 1918 si chiude all'insegna della pace, ma con un nuovo assetto mondiale precario e ancora da ridefinire. La regia può togliere adesso. Allora, a questo punto è chiaro che il Friuli sarà colpito anche dall'epidemia di spagnola, e anche se non è possibile calcolarne quanti sono morti di spagnola, che colpirà proprio nel 18, nel momento in cui ci sarà la liberazione, esplode anche, è già presente, ma esplode anche la spagnola. Non si possono calcolare coloro che muoiono di spagnola tra i friulani, il numero effettivo, perché molti erano ancora profughi e prima di rientrare, come vedremo, passeranno dei mesi e di conseguenza non è
possibile quantificare. I morti ufficialmente in Italia saranno 600.000, quindi un numero molto elevato, un numero che in qualche modo equivale al numero dei soldati che sono caduti durante l'intero conflitto, durante l'intera prima guerra mondiale. Comunque il discorso della morte non colpisce soltanto attraverso la spagnola e le epidemie che ci saranno anche tra la popolazione civile, ma ci sono state durante le settimane di saccheggio da parte dei soldati austro-tedeschi 553 uccisioni. 553 uccisioni che sono diventate un contributo pesante alle violenze che sono state portate avanti dagli occupanti. Violenze che sono state non soltanto le uccisioni, ma come abbiamo detto anche furti generalizzati. Ci sono state tutte queste violenze sono in qualche modo state quantificate perché viene inviata proprio nei giorni successivi alla liberazione viene inviata una commissione, il presidente il senatore Mortara, che è anche un primo presidente della Corte di Cassazione, quindi un giudice italiano, oltre ad essere un senatore, e di fatto attraverso un questionario sulle violazioni del diritto delle genti commesse dal nemico, che viene distribuito ai parroci, che sono le uniche in pratica figure ufficiali dell'ufficialità italiana, riconosciuti dagli italiani, che sono rimasti nella maggioranza. Si parla del 90% dei parroci che sono rimasti al loro posto in Friuli, attraverso un questionario molto dettagliato sulle violenze sia fisiche che quelle che ai furti. È stato inviato questo questionario a cui i parroci dovevano rispondere, che sono una documentazione importante per capire come sono andate le cose per quanto riguarda la popolazione. E naturalmente il quadro che ne viene fuori è un quadro drammatico. Si pensi che, tra le altre cose, tra queste uccisioni che sono state fatte, abbiamo detto 553, ben più di 50 sono dovute a stupri e sono state in qualche modo definite anche all'interno delle relazioni dei parroci, di questi questionari che molto spesso diventano vere e proprie relazioni. Per quanto riguarda il discorso delle violenze alle donne, comunque sono state sicuramente molte di più e il numero può essere immaginato molto più nutrito, in quanto all'indomani del conflitto c'è stata la necessità di realizzare, di creare proprio un istituto, il San Filippo Neri, per i nati della guerra, che erano dovuti proprio agli stupri che erano stati in qualche modo perpetrati dai soldati austro-tedeschi specialmente, ma non soltanto, durante il periodo del saccheggio, le prime settimane. Il numero dei nati si aggira intorno ai 200. In pratica il numero effettivo dovrebbe essere 198, cioè quello ufficiale, di cui 90 proprio sono quelli che sono friulani, i nati nella realtà friulana. Gli altri naturalmente vengono dal Veneto, anche dal Trentino, da altre zone che in qualche modo avevano avuto a che fare poi con l'esercito
più che l'Argentino è il Veneto, che era stato occupato per quanto riguarda invece le zone italiane, anche a dir la verità dalle terre giuliane, a opera degli italiani, c'erano state 43 nati da violenze che gli italiani avevano perpetrato nelle terre giuliane. Questi bambini, 106 di questi bambini verranno ripresi dalle madri, anche se non immediatamente, ma nell'arco anche di anni. Alcuni 15 vengono adottati e altri invece rimarranno nell'orfanotrofio che viene creato, questo istituto San Filippo Neri, prima a Portogruaro, successivamente viene spostato invece a Castions di Zoppola, dove opera appunto questo Monsignor Celso Costantini, che lo crea proprio perché c'è la necessità. I bambini, quando lui notificherà ai sindaci dei paesi liberati e ai parroci dell'esistenza, arriveranno pian piano e raggiungeranno, vi dicevo, il numero di 200. E sicuramente noi abbiamo un momento tragico per le donne che sono costrette, perché tornavano, tra le altre cose, i mariti che nella stragrande maggioranza erano in guerra nell'esercito italiano, per non far trovare questi bambini a casa erano costrette proprio a darlo all'istituto. E poi nei carteggi che ci saranno tra le madri e il Monsignor Celso Costantini c'è tutta la tragicità del vissuto di queste donne che sono in qualche modo doppiamente, che stanno pagando prima perché hanno subito lo stupro e adesso per questa successiva violenza che dovranno subire quando dovranno dare i loro bambini all'istituto. Però riusciranno molte di loro a convincere i mariti a riprenderseli. In pratica questo istituto durerà alcune decine d'anni e poi invece sarà chiuso. Nel frattempo anche il Monsignor Costantini, che prima era stato cappellano militare e che al suo ritorno aveva creato questa struttura, andrà anche lui, diventerà addirittura un vescovo a Fiume. A questo punto vi avevo detto che c'erano queste, tutti i parroci avevano risposto al questionario, c'erano queste relazioni. Una di queste ci racconta proprio come avevano subito l'occupazione, i friulani. Facciamo andare il contributo di Dell'Oste. Vedrete che ci sarà proprio Monsignor Dell'Oste che ci dirà come sono andate le cose. Il 1918 è l'anno dell'occupazione per friulani e veneti che rimangono nelle terre invase. L'anno delle violenze nemiche, delle requisizioni, della fame, delle malattie. Il maggior numero dei delitti contro le persone è commesso durante il saccheggio compiuto dalle forze d'occupazione nelle prime settimane dell'invasione. Ma le violenze perdurano per tutto il 1918, attraverso un vero e proprio regime di requisizione. Numerosi incendi distruggono palazzi e case. Nei filmati e nelle fotografie di propaganda viene evidenziata l'integrità degli edifici e la convivenza pacifica con la gente che continua il suo lavoro. Nelle fabbriche rimesse in funzione si produce per l'Austria e la Germania. Le ordinanze e gli avvisi alla popolazione delle zone occupate si susseguono per tutto il 1918 e non fanno che legalizzare soprusi e requisizioni. Le popolazioni dei territori occupati sono trattate da vinte e devono sottostare ad ogni richiesta.
Il nemico, fatte poche e rare eccezioni, ebbe un contegno superlativamente improntato a superba prepotenza e tracotanza sui vinti. Le molteplici e multiformi spoliazioni e requisizioni sono compiute, bene inteso, sempre a mano armata, talvolta con violenza depredatoria, tal'altra con ipocrita ufficialità. Requisire si sguinzagliavano 20-30 soldati che in un baleno penetravano in tutti gli angoli d'una casa, si impossessavano anche con scasso di quanto loro piaceva e al disgraziato proprietario non rimanevano che gli occhi per piangere. Ne venne di conseguenza che gli abitanti della nostra sfortunata Udine in brevissimo tempo rimasero privi di mezzi, dei mezzi di prima necessità, in alimenti e indumenti. Ciò produsse un crescendo nella denutrizione e mortalità, massime negli organismi di poca resistenza, quale i vecchi e i bambini. L'anagrafe dello Stato civile è una pagina eloquente, circa 2500 perdite in questo penoso anno di prova. Le truppe che tristemente si segnalarono in queste requisizioni, convertendole di fatti in veri saccheggi, furono tra i sudditi del Kaiser i prussiani e tra quelli dell'Austria gli ungheresi e bosniaci. Si può con certezza affermare che la quasi totalità delle case abbandonate dai profughi furono completamente spogliate. Le rimanenti abitate o custodite vennero risparmiate dalle spoliazioni, non però dalle ripetute e rincrudite requisizioni. Purtroppo non andarono esenti da questo flagello gli stabilimenti industriali, gli opifici, le officine, i pubblici uffici, gli archivi. Né miglior sorte ebbe la proprietà edilizia nelle campagne, quando si pensi che compagnie di più centinaia di gendarmi accerchiavano talvolta una determinata località anche di notte e con azione contemporanea sollevando pavimenti, perforando soffitti, frugando tetti, cacciando anche i malati, facevano bottino di commestibili, lingerie, danaro, vestiti, terrorizzando così i malcapitati proprietari. Quanto ai bovini, nella nostra zona suburbana, spopolate le stalle, si calcola in media rimasto un solo capo per famiglia. Suini, ovini, volatili da cortile, in grandissima maggioranza furono tutti asportati. Senza distinzione, le campane di tutte le chiese del Friuli vennero smontate, precipitate, infrante e caricate sui treni. Unica eccezione, per dimostrate ragioni storico-artistiche, morali, religiose, venne fatta pel solo Santuario delle Grazie. Buoni di requisizione vennero rilasciati nei luoghi situati in prossimità dei comandi, sempre però in quantità approssimativa, inferiore alla realtà. Come inferiore alla realtà del bisogno fu il quantitativo d'approvvigionamento pubblico, per cui lo spettro della fame si prospettava inesorabile per l'inverno. Sì, come avete visto, quindi un'occupazione dura. Come comunicavano gli austro-tedeschi con la popolazione? Attraverso quegli avvisi, quelle notificazioni, quegli ordini che venivano dati, le ordinanze che venivano date attraverso manifesti che venivano appesi specialmente sulle porte delle chiese, delle parrocchie, ma erano pubblicati anche in un giornale, la Gazzetta del Veneto, che veniva realizzata in italiano dagli austriaci, stampata a Udine, e di fatto abbiamo delle comunicazioni che sono dei veri e propri ordini e che comunicano specialmente le requisizioni anche che venivano effettuate, requisizioni di tutto. Abbiamo sentito naturalmente che che sono state portate via le campane, ma sono state portate via tutto il metallo che c'era nella città, persino le maniglie delle porte, insomma, le cancellate, tutto è stato portato via. Sono state requisiti le pentole dalle case, ne lasciavano soltanto una per cucinare nelle case, la biancheria, i materassi sono stati sostituiti
i materassi di lana con i materassi di alghe, qualsiasi cosa potesse servire non soltanto agli occupanti nell'immediato, ma potesse essere spedito in Austria, viene in qualche modo requisito e spedito. Naturalmente la popolazione soffre specialmente la fame, perché specialmente la popolazione dei grossi centri, perché in campagna in qualche modo con l'orto si riusciva a mangiare qualcosa, ma in città c'erano dei grossi problemi. La gente, si era creato una sorta anche di mercato nero, perché la gente potesse in qualche modo sopravvivere. Doveva usare i propri monili d'oro, in qualche modo veniva scambiato con i prodotti contadine che continuavano in qualche modo a fare mercato. E quindi la popolazione di Udine, quando viene liberata, è veramente allo stremo. La mortalità è aumentata del 50 per 1000 rispetto al periodo precedente alla guerra e di conseguenza abbiamo questo periodo tristissimo per coloro che sono rimasti, ma che nel frattempo vengono anche accusati di aver collaborato con l'occupante, e vedremo che questo avverrà proprio subito dopo la liberazione. Io farei vedere adesso le immagini del San Filippo Neri, mi sono dimenticato di farle vedere prima, sono immagini fotografiche che ci fanno capire come questo istituto, queste immagini che vedete sono quelle dell'istituto nel 23 a Castells di Zoppola. È un istituto che, vedete, i bambini sono ormai cresciuti, hanno qualche anno e esiste questa documentazione fotografica interessante che sicuramente ci fa capire quali sono le modalità con cui questi bambini vengono cresciuti. Per quanto riguarda l'occupazione, le modalità, vi dicevo, erano quelle della continua requisizione. D'altronde tutto ciò che poteva servire specialmente per l'alimentazione veniva accumulato e preventivamente preso. È chiaro che tenteranno gli austriaci anche di far lavorare la terra. Naturalmente le requisizioni vengono fatte anche per quanto riguarda i macchinari delle fabbriche quando sono state abbandonate, e per quanto riguarda ogni situazione, vi dicevo, che può servire all'economia sia dell'occupante che all'economia di guerra. Ecco, a questo punto il discorso si sposta a ciò che di fatto si troverà davanti diciamo, l'esercito italiano che ha liberato, e comunque il governo italiano. La distruzione del Friuli, dell'economia friulana è totale. Abbiamo il 55% della superficie agraria che dava lavoro addirittura a 54.000 salariati, che è inutilizzabile. Comunque tutta l'agricoltura è in pratica in ginocchio. Abbiamo un patrimonio zootecnico, l'abbiamo visto anche nel filmato, che non esiste più. È sparita è sparita in pratica la razza bovina friulana, e se ne creerà un'altra, quella che è l'attuale pezzata friulana, verrà creata attraverso le donazioni che dalle varie altre regioni, e anche il risarcimento che gli austriaci
dovranno fare in bovini al Friuli, si creerà questa nuova razza bovina, però di fatto il patrimonio zootecnico, come la stragrande maggioranza degli animali da cortile, sono spariti in Friuli perché sono stati in qualche modo letteralmente mangiati dagli occupanti. Una distruzione, vi dicevo, quindi l'economia in ginocchio, anche per quanto riguarda le industrie, perché le industrie, quelle che sono state abbandonate dai loro proprietari, vengono sottratti i macchinari e spediti in Austria e in Germania. E coloro che invece sono rimasti hanno dovuto lavorare, ma sono in numero per gli austro-tedeschi, ma sono in numero relativamente misero, è un numero misero quello di coloro che hanno mantenuto la propria industria. Per quanto riguarda la situazione invece abitativa, abbiamo 163.000 edifici che sono da demolire o sono già demoliti o fortemente comunque danneggiati, che hanno bisogno di essere ristrutturati e ricostruiti. 900 chiese sono andate distrutte, le fabbriche, vi dicevo, 200 delle fabbriche sono completamente distrutte, e per quanto riguarda la realtà economica, all'indomani della liberazione ci sono 58.581 disoccupati censiti ufficialmente. Naturalmente la gente che non lavora è molta di più. La ricostruzione avverrà molto lentamente, tanto più che ci troviamo di fronte a una situazione che durerà nel tempo fino addirittura al 1938, quindi una ricostruzione lenta, inizia negli anni 20 di fatto, non quindi immediatamente, e durerà fino agli anni 30. Oltre alla struttura abitativa, naturalmente tutti i ponti, come anche ferrovie e strade, i ponti sono stati demoliti, quindi sono stati distrutti, quindi sono completamente da ricostruire, anche quelli ferroviari. Moltissime strade sono andate distrutte completamente, sono da rifare. Per quanto riguarda gli edifici ufficiali, chiamiamoli quelli governativi, sono da ricostruire tutte le scuole, per esempio, perché sono state sedi dei comandi, da ristrutturare come minimo, perché sono state sedi dei comandi austro-tedeschi, comunque delle strutture militari austro-tedesche, quindi sono da ristrutturare quando non da ricostruire completamente. Molti ospedali, come quelli per esempio di Latisana, Palmanova, San Daniele, Sacile, sono da ricostruire perché sono andati completamente distrutti, come è andato distrutto completamente l'ospedale, il manicomio di Udine, a Sant'Osvaldo. Per quanto riguarda Sant'Osvaldo, a Sant'Osvaldo c'era stata una grande esplosione prima di Caporetto nell'agosto del 1917 che aveva distrutto completamente tutto l'abitato, oltre all'ospedale, e proprio negli anni successivi a questa esplosione verrà costruito un villaggio di baracche che durerà fino al 1928. A questo punto direi che possiamo far andare il contributo sulla distruzione e sulla ricostruzione. I danni economici causati dalla guerra e soprattutto dall'occupazione austro-tedesca sono ingenti in tutto il Friuli, incalcolabili per l'agricoltura, in pianura come in montagna,
con l'impoverimento dei terreni e la quasi totale distruzione dei raccolti e del patrimonio zootecnico. Altrettanto gravi sono i danni per l'industria, il cui tessuto produttivo, dopo la liberazione, deve essere quasi interamente ricostruito. Gli edifici industriali e commerciali che hanno avuto i macchinari asportati dal nemico o che hanno subito gravissimi danni sono più di 200, tra i quali distrutti risultano il cotonificio udinese, i magazzini Piussi, i magazzini Romano, i magazzini Leskovich, le fonderie friulane, i magazzini Minisini, la fabbrica di concimi chimici di Gervasutta, la falegnameria del Torso. Nel 1919 a Sant'Osvaldo viene costruito un villaggio di baracche in legno per ospitare i profughi senza tetto, soprattutto quelli causati dallo scoppio dei depositi di munizione proprio di Sant'Osvaldo dell'agosto del 1917, che ha distrutto completamente le abitazioni della zona. Il sobborgo resterà operativo fino al 1928, quando su terreni limitrofi si edificheranno le case popolari che di fatto ne prenderanno il posto. Il Friuli nel 1919 si presenta con linee ferroviarie, strade e ponti distrutti e centinaia di opere pubbliche da ricostruire. Moltissimi comuni della provincia di Udine sono seriamente danneggiati nelle loro strutture abitative, pubbliche e private. Udine è una città in cui le macerie sono subito visibili. È stata colpita da bombardamenti aerei, incendi e demolizioni. Le distruzioni maggiori sono in prossimità della ferrovia, lungo i viali circonvallazione, zona di piccole imprese e nel centro città, ove erano insediati i comandi. Risultano distrutte molte abitazioni, attività commerciali, edifici pubblici e luoghi di spettacolo. La ricostruzione edilizia a Udine parte con fatica e mostra i primi risultati solo agli inizi degli anni '20. Gli interventi, più che di ricostruzione, sono di vera e propria sostituzione edilizia. Si segnalano la costruzione dell'isolato fra la piazza 20 settembre e via Cavour, che si protrae dal 1922 al 1937. La realizzazione del Cinebar Eden nel 1922 al posto del distrutto Palazzo Belloni. L'edificazione della Casa Cappellari in piazza Umberto I, oggi piazza Primo Maggio, nel 1923. Vengono, tra l'altro, realizzate nel 1925 case in via Goito, prospicenti le fonderie friulane andate distrutte, case popolari in via Hermes di Colloredo tra il 1921 e il 1923 e il nuovo Palazzo delle Poste e Telegrafi, terminato nel 1926. Allora, ho gli ultimi minuti e mi dispiace perché adesso ci sarebbe il discorso sulla rinascita morale
del Friuli. Perché cosa era successo in Friuli? Erano cambiati Allora, vi dicevo, il discorso da fare adesso è sulla rinascita della struttura sociale, perché sono cambiate le cose nei rapporti che si sono venuti a creare in Friuli. Proprio è la guerra stessa, sia la permanenza dell'esercito italiano che poi l'occupazione, cambiano le cose nei rapporti. Cosa era successo? Con l'esercito italiano era venuto in primo piano la commercializzazione di tutto. Il vecchio rapporto tra la città e la campagna, che c'era, i rapporti che c'erano prima della guerra, con l'arrivo dell'esercito, cambiano, proprio perché tutto aumentano i prezzi, tutto viene commercializzato, tutto viene venduto, vengono nuovi commercianti da fuori, ma anche coloro che sono dentro cambiano nella maniera, nei comportamenti. Il totem del denaro diventa un discorso importante per i friulani, tanto più che anche nelle campagne avviene questo. Chiunque può vendere qualcosa, prodotti, ma specialmente il vino. Si creano in tutte le zone di acquartieramento dei soldati che sono distribuiti in pratica per tutta la provincia di Udine. Abbiamo la nascita delle frasche, delle rivendite di vino, per esempio. I negozianti di Udine si arricchiscono, ci sono degli articoli sul giornale di Udine di Bindo Chiurlo, per esempio, che parla proprio della eccessiva intraprendenza anche da parte dei commercianti friulani. Poi, per quanto riguarda la morale vera e propria, sono cambiate le cose. Fate conto, devo sintetizzare il discorso, che l'esercito stesso, attraverso l'ordinanza di Cadorna, metterà in piedi in tutta la provincia più di 200 case di tolleranza, li chiamano casini di guerra, per i soldati. Potete ben capire nei paesi cosa questo poteva comportare, ma anche nella stessa Udine, rispetto al comportamento della popolazione. I parroci stessi nei loro diari parrocchiali si lamentano del comportamento, per esempio, delle ragazze. C'è il parroco di Martignacco, per esempio. A Martignacco ci sono i corazzieri, c'è il re, e di conseguenza le ragazze preferiscono andare a ballare con i soldati piuttosto che andare in chiesa, e si lamenta di questo, come tanti altri parroci, come la stessa gente di Udine. Per esempio Maria Liuretti, nel suo diario, era una commerciante che viveva in piazza San Giacomo, una commerciante di tessuti, si lamenta della moralità delle donne, che molto spesso, anche se hanno il marito in guerra, intanto comprano della biancheria che per lei è troppo succinta, eccetera. Questa donna è una cattolica praticante, ma che dice che preferiscono andare a ballare piuttosto che andare in chiesa, e preferiscono ballare nonostante abbiano il marito lontano da loro in guerra, e quindi cambia la maniera di sentire. La struttura patriarcale tradizionale si è modificata anche nelle campagne. Noi abbiamo di fatto la mancanza della figura maschile. La maggioranza degli uomini sono in guerra nell'esercito
nell'esercito italiano, mancano queste figure e in qualche modo la struttura si sgretola. E questo questo discorso diventerà anche nelle campagne, si consoliderà anche nelle campagne nel momento in cui al ritorno dei proprietari, perché i proprietari delle fattorie, i proprietari terrieri sono tutti tra coloro che sono andati via e al loro ritorno pretendono da affittuari e mezzadri il pagamento dell'affittanza, cosa che i contadini non possono assolutamente dare, perché non è che abbiano vissuto nel lusso, ma sono riusciti soltanto a sopravvivere. E c'è la frantumazione del vecchio rapporto che in qualche modo era paternalistico tra i proprietari e i contadini. I proprietari di solito in Friuli non avevano mai chiesto di più di quanto il contadino potesse dare al proprietario, e adesso invece chiedono la corrispondenza del 17 e del 18, cioè il corrispettivo del pagamento dell'affittanza sia per i prodotti di mezzadria del 1917 e del 1918. E qui c'è la spaccatura netta tra proprietari e contadini, che porterà alla creazione, alla nascita in Friuli di leghe rosse e leghe bianche, e di fatto un forte contrasto tra mondo contadino anche in Friuli. In qualche modo il discorso avviene anche in Veneto, un discorso di questo tipo è nato anche in Veneto, comunque sia in Veneto che in Friuli abbiamo una realtà di questo tipo, è la rottura del vecchio rapporto che la tradizione nei secoli aveva consolidato tra proprietari e contadini in Friuli. Ecco, a questo punto quindi sono cambiate completamente le cose. Sono costretto, mi guardano male, a chiudere e comunque a dare la parola di nuovo perché mi si facciano, se ci sono delle domande. Prego. Sì, grazie Enrico. Allora, una prima domanda. Durante l'occupazione la popolazione ha mai cercato di organizzarsi per insorgere contro gli occupanti? No, non c'è stato mai, c'è stata soltanto una resistenza in Carnia da parte di alcuni contingenti italiani che non erano riusciti a ritirarsi, erano stati soprannominati i lupi di Toscana perché molti di questi erano di un contingente che si rifaceva però al di là di questi che poi facevano banditismo in Carnia, soldati, non c'è nessun tipo di resistenza che io sappia da parte della popolazione, se non una resistenza passiva, se vogliamo. Si cercava di non collaborare, erano mandati molto spesso a fare lavori coatti, cioè costretti a lavorare per il nemico. Ci sono anche casi in cui i proprietari delle fabbriche fanno lavorare le loro maestranze per l'Austria. Questo avviene, però nella stragrande maggioranza dei casi ci sono anche questi momenti in cui operai vengono prelevati, ovvero parte della popolazione giovani, anche ragazzini, vengono prelevati per fare lavori di sistemazione delle strade, per esempio, lavori di questo tipo, anche lontani, anche in realtà che sono lontane dalle loro case di decine e centinaia di chilometri. Vengono portati a lavorare da altre parti. Perché una ricostruzione lenta? Una ricostruzione lenta perché non ci sono, l'Italia all'indomani del conflitto è tra i vincitori, ma è in piena crisi economica. E quindi la crisi economica si fa sentire anche in quelle che sono le possibilità da parte dei governi italiani di una vera e propria ricostruzione materiale. Non ci sono soldi. Fate conto che si può far conto che gli stessi
deputati friulani organizzeranno già nel gennaio del 1919, quindi un mese dopo, quando si accorgono che c'è una lentezza clamorosa e che ancora la stragrande maggioranza di coloro che sono andati via, che abbiamo visto essere almeno 200.000 persone, non sono ancora rientrate, c'è la necessità, si organizzano questi deputati, fanno una grande manifestazione, comizi, un comizio in cui, a cui partecipano addirittura un centinaio di notabili friulani, anche coloro che hanno incarichi governativi e che protestano perché ancora non è partita assolutamente nulla per la ricostruzione. Addirittura chiederanno che inizino a funzionare le ferrovie, che inizino a funzionare le poste, che ci sia la possibilità, se non altro, di trovare loro il materiale edilizio per poter andare, per poter costruire, perché non c'è nulla. Trovare addirittura i letti in cui, se la gente rientra e quando la gente inizia a rientrare, può andarsi può in qualche modo andare a dormire, perché non c'era assolutamente niente. Un mese dopo ci sarà invece nel giornale di Udine, vengono pubblicati ancora a Firenze, che è ancora a Firenze, viene pubblicato un vademecum in cui si chiedono, ci sono i punti in cui ci sono le richieste che vengono fatte al governo, e sono delle richieste che fanno capo di fatto molto dettagliate, in cui si chiede una legge sul risarcimento danni di guerra, un cambio della moneta della Cassa Veneta, perché gli austro-tedeschi avevano pagato con una moneta che non esisteva, di fatto avevano inventato questa moneta che non aveva nessun cambio, un discorso di funzionamento dei servizi postali e telegrafici, la provvidenze per i profughi che rimpatriavano, per i militari congedati, per i militari friulani congedati, il far rientrare i profughi del Piave che pesavano ancora in Friuli a casa loro, creare intanto epurare l'ambiente che era ancora pieno di elementi di elementi disonesti che avevano trescato con il nemico, dicono loro, fornire suppellettili scolastiche per far partire la scuola, insomma un discorso molto dettagliato di richieste che vengono fatte allo Stato, perché al governo, perché possa partire, se non altro, una vita normale. Ultima domanda prima di chiudere, perché il tempo ci è tiranno. Tutte le requisizioni che abbiamo visto, mucche, eccetera, dove venivano portate? Era in depositi dell'esercito austro-tedesco, prima, e poi austro-ungarico, soltanto austriaco dopo. Erano depositi che servivano perché di fatto 1 milione di soldati austro-tedeschi, austriaci fondamentalmente austro-ungarici, doveva mantenersi senza chiedere niente all'Austria. Quindi c'erano dei depositi dell'esercito in cui tutto veniva ammassato per mantenerlo qui, per mantenerlo non soltanto in Friuli ma anche in linea, in pratica, per mantenerlo durante il conflitto in questa zona del conflitto. Bene, allora il tempo è proprio scaduto, grazie a tutti. Grazie a Enrico Folisi, gli insegnanti, gli studenti, la società Antract che ha curato il supporto tecnico. Questa conferenza è stata registrata e sarà pubblicata sul canale YouTube di Teatro Club Udine per essere visionata nuovamente dai partecipanti e da quelle classi che non hanno potuto collegarsi in diretta. Prossimo appuntamento giovedì 28 gennaio con la seconda conferenza del progetto Ragazzi in Piazza, relatore Gianni Cianchi,
La seconda conferenza invece della vita al tempo del Covid, 1 febbraio, ore 11, il relatore è sempre Gianni Cianchi. Buona vita a tutti in questo tempo di Covid. Vi saluto anch'io. Sì, sì.